Allora sono con Chico Mascarenhas. Chico, questi erano i soliti, si dice sempre, no? Sono 3 punti che bisognava fare, non è stato semplice. Alla fine Valdagno porta a casa 3 punti importanti, guardando anche i risultati dagli altri campi, un risultato così a Valdagno non si vedeva da un po' di tempo. Sì, prima di tutto dire che sono molto soddisfatto perché oggi abbiamo fatto il quarto posto e quello credo che era uno degli obiettivi iniziali della stagione, lo abbiamo fatto. Claro che sapevamo prima che sarebbe una partita super difficile. Il Bassano ha vinto il Sarzana negli ultimi 5 minuti a casa e il Lodi ha pareggiato con il Sarzana. Sapevamo che il Sarzana è una squadra che ha buon giocatore, che è ben allenata, che ha un buon portiere e che sarebbe difficile. E noi, una cosa che credo che già parlato qua più di una volta, è che noi dobbiamo capire che il gioco ha 50 minuti e ogni tanto si farà il gioco più facile nella prima parte o con un po' di volume di gol da nostra parte e ogni tanto no. Oggi sono felice perché abbiamo sofferto appena 2 gol, che era importante anche per noi. E dopo abbiamo sofferto un po', abbiamo sbagliato un po', ma fa parte della crescita della squadra. Però oggi quello che volevamo di questa partita erano i 3 punti e il quarto posto nella classifica finale. Sì, anche l'ultima partita in casa qui al Palido di Valdagno e adesso le prossime saranno tutte, non dico da dentro o fuori, ma chiaramente sarà playoff, quindi sarà un altro campionato che comincia e sabato c'è Trissino, però con la testa un po' più serena. Più o meno, perché l'ultima volta che abbiamo giocato contro il Trissino non abbiamo fatto un buon risultato e vogliamo seguire migliorando come squadra e la partita del Trissino credo che anche sarà una bella partita per preparare il playoff. Sì, aspetto che nel playoff possiamo avere un Palalido pieno per noi e con il tifoso tutto è più facile. Grazie Chico, sempre buon lavoro, forza Valdagno, a presto. Ciao, grazie a te.